La Sega Vecchia Cotignola, organizzata dalla Proloco di Cotignola, provincia di Ravenna, dal 23 al 26 marzo. Tutti gli spettacoli e la sfilata di ingresso gratuito. Giovedì 23 ore 20:30 sfilata storica e giochi in piazza dei Rioni. Venerdì 24 nell'arena spettacoli riscaldata dalle ore 21 Cadillac Dream Band rock and roll anni 50-60. Sabato 25 area spettacoli riscaldata dalle ore 21 spettacolo con le brasiliane dell'Ipanema Show do Brasil. Domenica 26 dalle 15 corso mascherato della Vecchia con gruppi a piedi e carri in prima visione. Banda musicale Città di Sarsina e dalle ore 17 Rogo della Vecchia. Ore 20:30 arena spettacoli riscaldata piano bar con Renato Ricci. Tutte le sere baracchina e nell'area spettacolo DJ set, cocktail e aperitivi. In caso di maltempo la sfilata di domenica 26 marzo sarà rinviata alla domenica successiva. Sen gastronomico tutte le sere dalle ore 18:30 e domenica 26 vi aspettiamo anche a pranzo. Brico Ok, il fai da te a Forlì, vi aspetta con la primavera degli sconti. Tosa erba elettrico 49,95 €, casetta medium store 159 €, degespugliatore a scoppio 2 tempi 149 €, rasa erba Bosch 99,90 €, taglia siepi 99 €, idropulitrice Fury 69,90 € e poi tante altre macchine da giardino, utensili manuali, florovivaismo, concimi e sementi, arredo giardino, irrigazione, accessori giardino, pittura e tutto ciò che serve per il tuo fai da te e la tua casa. Vi aspettiamo da Brico Ok a Forlì. Avviso di bando pubblico per la selezione di un nuovo gestore esterno del bar riservato ai soci del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza di Bagnacavallo, provincia di Ravenna, sito in via Mazzini 49. Il bar dovrà funzionare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24, eccetto il lunedì dalle ore 13 alle ore 24 ed eccetto i lunedì festivi in cui l'orario sarà dalle 9 alle 24. Il prezzo dell'affitto mensile ed i prezzi dei prodotti venduti al bar saranno da concordare con il consiglio direttivo del centro sociale. Previsto un periodo di conoscenza reciproca per il primo contratto di anni 1. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 marzo 2017 alle ore 15 presso la sede del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, sito in via Mazzini 49 a Bagnacavallo, ufficio segreteria, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15. Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Sociale. I concorrenti verranno contattati per svolgere colloqui individuali, cui seguirà una selezione definitiva. Per informazioni, signor Piero Briccolani, presidente del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, cellulare privato 329 93 31 288. L'angolo della fortuna di Umberto Ricci Picciloni, via Acqua Calda 138 a Lugo, sali tabacchi, lotto, ricevitoria, concorsi, giocate e tanto altro. Chicco d'Oro Lounge Caffè, un locale storico della città di Lugo ma anche un punto di riferimento comodo con posizione strategica sulla via di uscita da Lugo verso Ravenna, proprio di fronte alla struttura ospedaliera e dal look interno ed esterno completamente rinnovato, più luminoso, accogliente e moderno, oltre ad aver eliminato le slot machine con soddisfazione dei clienti abituali. Chicco d'Oro Caffè vi propone colazioni con pasticceria fresca, anche vegana, caffè, coffee break, cappuccini, tè, tisane, centri fugati di frutta e verdura, insalate e macedonie, panini per uno spuntino veloce oppure anche pranzo con piatti caldi, taglieri e poi vieni a provare i nostri aperitivi realizzati con vini e prodotti di alta qualità, ad esempio con salumi e formaggi e speck del Trentino. Organizziamo anche serate a tema con degustazione di piatti tipici della cucina trentina, pizze e birre particolari e paella. Dimenticavo, con la primavera e l'estate alle porte abbiamo anche un fresco giardino con veranda finemente arredati adatti a momenti di relax, pause pranzo oppure incontri di lavoro. Dalle 5:30 alle 20:30 vi aspettiamo. Infoline 347 452 2853. Chicco d'Oro Lounge Caffè, Viale Dante numero 7 a Lugo. There's no gravity, hunger in my eyes, ain't no stopping me, can't bring me down. I guess it goes around.
in my head, back against the wall, 100%. I'm not afraid to fall, I risk it all. When it comes to call. Mauro Marchiani, presidente della Proloco di Lugo, organizzatore del Carnevale del Ghetto, che poi è il Carnevale della città di Lugo, però parte dal ghetto, e oggi vogliamo subito partire per poi dedicarci al divertimento, credo Mauro, ad un ricordo che dobbiamo comunque e vogliamo fare tutti e due assieme. Esatto, un ricordo a Maria Elena Piazza, che è stata la presidente del ghetto per tanti anni e che ha mantenuto viva questa bellissima tradizione che, non dimentichiamo, ormai penso raggiunga il secolo. Non abbiamo l'anno esatto, stiamo ricercando, ma una bellissima tradizione che parte da Rione Ghetto, non lo vuole dimenticare, ma con l'importanza che ha sta diventando, con il sostegno dell'amministrazione di Lugo, che ringraziamo, nella persona del sindaco e della giunta, il carnevale della città di Lugo. Contentissimi del numero di carri intervenuti, del numero di persone che ci stanno chiamando e stanno arrivando in piazza, una piazza pronta, allegra, pronta per questo bellissimo carnevale che speriamo sia sempre più grande e sempre più all'insegno di una Lugo magnifica. Voglio ringraziare tutte le attività che ci hanno sostenuto e ci sostengono quotidianamente nel lavoro della Proloco. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari del Rione Ghetto e i volontari della Proloco che permettono la realizzazione di questi eventi, molto belli ma altrettanto molto impegnativi. Quindi siamo felicissimi, siamo felici della buona riuscita. Non dimentichiamo che quest'anno abbiamo ricevuto le 13.000 visualizzazioni in Facebook, questo vuol dire una grande importanza per la città e per i lughesi. Quindi grazie a tutti, grazie di cuore per un Carnevale 2017 fantastico. La Proloco ha ripreso questa idea di riportare appunto il Carnevale all'interno del nostro centro storico e credo che sia stata una scelta giusta e che come amministrazione abbiamo condiviso e sostenuto. Quindi un ringraziamento particolare va a Mauro Marchiani e a tutti i volontari della Proloco che si sono fortemente impegnati perché questo avvenisse. È un modo col quale noi cerchiamo di rilanciare il nostro centro storico, sul quale come amministrazione stiamo puntando moltissimo. Ai bambini piace molto il carnevale, ai grandi altrettanto, e vedo che la gente, siamo a poco prima della partenza di questa bella sfilata in maschere e in costume, insomma sono già tutti qui che attendono, ciò vuol dire che l'idea funziona. Ma devo dire che anche il tempo è stato molto clemente con noi. Oggi è una bellissima giornata e questo ha senza dubbio aiutato. Per noi è una giornata molto importante perché vediamo appunto che tante famiglie hanno scelto di passare la loro domenica pomeriggio nella nostra città e questo ci riempie di grande orgoglio. Bene, a lei piacciono gli scherzi, sindaco? Quando li faccio io sì. E allora siamo d'accordo. A Carnevale ogni scherzo vale, chissà che il sindaco non faccia uno scherzo, vero Davide? No, direi che non ne faccio più tantissimi da quando faccio il sindaco, ne facevo più una volta. Mi permetto di fartene uno io, me lo permetti? Sì, proviamo. Chi ci sarà quest'oggi si rivedrà anche, ovviamente anche in streaming, come la nostra emittente che abbiamo scelto, su cui andare in onda trasmette, ma soprattutto la grande voglia di festeggiare di questi signori che si dedicano un anno per l'altro al carnevale. Tantissimi cari, ma tanti gruppi che ho visto che si stanno preparando dietro le quinte, ma per la pancia insomma ci diletterà la Proloco, voglio sperare anche quest'anno con qualche cosa di goloso. Quest'anno la Proloco, come ogni anno, offre le sfrappole gratuitamente a tutti, sfrappole che è un dolce tipico. La Proloco è molto all'insegna della tradizione perché ritiene che nella tradizione ci sia il cuore pulsante della vita cittadina, e quindi anche alla riscoperta di questo le sfrappole con alchermes per i più grandi e con lo zucchero per i più piccoli. Scusi, dove porta questo trenino? Del Paese delle Meraviglie. Oh, c'è un posto anche per me? Guardi, io mi metto qua vicino a lei, proprio qua vicino a lei. Ciao a tutti! Attenzione che c'è in cambio, la leva del cambio. Li shot, non so. Farò attenzione. Il prossimo appuntamento in Rocca sarà anche quest'anno una Rocca Horror con un Halloween che già sta cominciando a crearsi, quindi un Halloween che possibilmente potrà essere ancora più attraente dell'anno scorso. Quindi siamo molto contenti, siamo felici e cresciamo soprattutto perché la gente ci sta appoggiando, e soprattutto un grazie a te Sabrina perché sei la nostra animatrice e il nostro sole, grazie. Insomma, io ti ringrazio dei complimenti, come mancare nella mia città d'origine, Lugo di Romagna, insomma ci sono particolarmente affezionata, questo lo sanno in tanti, anzi io do già l'appuntamento, Presidente, se mi permetti, tu sei stato Presidente anche dell'ente
presidente Palio, voglio già dare l'appuntamento assieme a te, perché ci teniamo entrambi, al Palio di Lugo, che si terrà quest'anno a fine aprile, primi di maggio, vero? Perché cade un po' con la Pasqua e San Franceschino. Esattamente, quest'anno il Palio comincerà con San Franceschino, cioè la terza domenica dopo Pasqua, e quindi nei primi di maggio, con il grande finalmente affiancamento anche quest'anno di Lugo Garden, che renderà, grazie ad Anima Lugo, un San Franceschino vivo, per poi seguire nella settimana successiva la Contessa Estense. Quindi un grande mese di maggio. Non dimentichiamo l'altro evento grandissimo che ci sarà a fine aprile, il Vintage, Lugo per un giorno, Vintage per un giorno, che sono una grandissima attrattiva per la nostra città. Quindi vi aspettiamo, la Lugo è viva e non attendiamo altro che voi. Lugo e Viva non attendono altro che voi, questo è un chiaro invito del presidente della Proloco, e quindi perché non approfittare? Non si paga, l'ingresso è gratuito, Lugo, città di Romagna, la piccola Parigi vi aspetta proprio qui in centro, ma non solo. E chi era che diceva che era colpa mia che si era bloccato il trenino? Ma dove porta il trenino, Cristiano? Il trenino porta dietro al castello, fa tutto il giro del castello e torna di nuovo in piazza. Beh, è un bel modo per far divertire anche i bambini, ma non solo, mi sembra che si divertono anche i grandi. Noi è da una settimana che siamo pronti per il carnevale. E girate sul trenino? Ma soprattutto sul trenino. Avete testato? Li abbiamo collaudati uno ad uno. Sei un grande. Cristiano, il vicepresidente della Proloco, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Tu chi sei? Dimmi tu chi sei. L'uomo ragno. Sì, e come fa l'uomo ragno? Gioca? Con che cosa gioca? Cos'ha qui l'uomo ragno? Ti tiro le ragnatele. Ah, mi hai preso con la ragnatela! Allora, vedo che c'è una gentile principessa, ma tu chi sei? Elsa. Ah, mamma mia, come siamo bravi qua. Sarebbe questa Elsa. Sai che tu assomigli un pochino ad Elsa? Sì, Sì. Elsa ha gli occhi? azzurri. E tu? Ce li ho azzurri. E tu come ti chiami? Aurora. Aurora, sei bellissima. E oggi cosa fai qua? Oggi sono venuta a festeggiare il carnevale. Davvero? Ma cos'è il carnevale? Me lo spieghi come funziona un carnevale? A carnevale si prendono i coriandoli e poi si comincia a tirarli. E tutti sugli operatori e poi anche sugli altri bimbi? Esatto. Esatto. Senti, ma qui ci sono altre Else come te? L'ho appena vista prima una. Ne è passata un'altra, ma sicuramente non è bella con gli occhi blu come te. Non lo so perché non lo... Era vestita da Elsa, però non lo so come ce li aveva gli occhi. Non li abbiamo visti. Senti, quel bimbo invece che hai salutato 2 secondi fa, chi è? È Tobia, viene a scuola con me. Ah, non è l'uomo ragno? No. No. E lui è travestito allora? Sì, Sai che voleva usare la ragnatela nei miei confronti? lo Voleva chiudere le mani tutta così, diventare con una ragnatela tutta chiusa. sì. E poi dopo io faccio la panna sul mio babbo. Fai la prova sul tuo babbo? Sì. E che prova fai? Prendo la bomboletta e le la tiro. Ok, dopo vediamo la prova, va bene? E innanzitutto, buon carnevale! Ogni scherzo vale! Aia. Bene, questa è l'altra faccia degli eroi e queste bellissime ragazze, mi correggo, sono coloro che scortano il camion e il carro dei pompieri. Vedo Grisù. Esatto. Voi di dove siete? Noi siamo di Cotignola, presto che tardi, e facciamo l'altra parte degli eroi che hanno combattuto ultimamente giù in Abruzzo. Quella più ridanciana. Esatto, noi ce la ridiamo. Voi ve la ridete. Allora, intanto diamo l'appuntamento a Cotignola, perché saremo presenti anche come emittente televisiva di TV. Noi dell'agenzia New Time produrremo un servizio anche per gli amici della Sega Vecchia di Cotignola, ma l'importante è esserci su un carnevale. Quanti siete come gruppo? Siamo una trentina di Mica pochi. No, ci diamo da fare per diversi mesi. Avete sempre elaborato il vostro carro di notte, di giorno, a tempo perso? Di sera dopo lavoro fino a mezzanotte, l'una, la domenica mattina, quando c'era la possibilità abbiamo sempre dato una mano per fare questi eventi. Ma tu chi rappresenti? Cioè, voglio dire... Una pompieressa. Una pompieressa. Pompieressa, mi vuoi fare un po' da competitor? Vai da competitor, sei mora come me. Sono gelosa, me ne vado, ciao.
Avviso di bando pubblico per la selezione di un nuovo gestore esterno del bar riservato ai soci del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza di Bagnacavallo, provincia di Ravenna, sito in via Mazzini 49. Il bar dovrà funzionare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24, eccetto il lunedì dalle ore 13 alle ore 24 ed eccetto i lunedì festivi in cui l'orario sarà dalle 9 alle 24. Il prezzo dell'affitto mensile ed i prezzi dei prodotti venduti al bar saranno da concordare con il consiglio direttivo del centro sociale. Previsto un periodo di conoscenza reciproca per il primo contratto di anni 1. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 marzo 2017 alle ore 15 presso la sede del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, sito in via Mazzini 49 a Bagnacavallo, ufficio segreteria, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15. Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Sociale. I concorrenti verranno contattati per svolgere colloqui individuali, cui seguirà una selezione definitiva. Per informazioni, signor Piero Briccolani, presidente del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, cellulare privato 329 93 31 288.